Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite, come vedete, è un cantautore, anzi se leggete la sua biografia viene definito un cantautore folk. È Giorgio Gobbo, conosciuto soprattutto come frontman della Bottega Balthazar, arrivato comunque al suo primo disco da solista, questo è la copertina, Nettare dell'estate, e di questo parleremo perché abbinato al disco, devo dire, c'è una tournée, come si usa dire, singolare, perché è un pellegrinaggio musicale che è iniziato, è in 7 tappe in luoghi ameni della nostra regione, anche devo dire con orari particolari perché ha iniziato con un concerto decisamente all'alba, poi le tappe vanno, cito al volo, da Solagna ad Asiago, a Castelnuovo di Teolo e così via, quindi luoghi ameni e montani. Intanto tranquillizziamo tutti, Bottega Balthazar si è presa una pausa. Sì, assolutamente. Ma siete rimasti sì. amici, insomma, è un punto di riferimento per chi ama la musica del territorio. Sì, è un periodo di pausa che ci siamo presi, anche se in realtà non mancano le occasioni per incrociare gli strumenti del vivo, semplicemente abbiamo deciso di non fare progetti nuovi in questo periodo, insomma, ma anche quest'estate suoneremo insieme, abbiamo già delle occasioni per farlo, insomma. Ricordo che quando abbiamo presentato l'ultimo disco della Bottega era un disco nato sul Monte Summano. Questo invece dove nasce? Beh, questo trae ispirazione da molti luoghi in realtà, ma che hanno un tratto in comune. Sono tutti luoghi in cui la terra non è orizzontale, ma è inclinata, quindi colline all'altipiani e le montagne di Asiago fino alle Dolomiti. E questo nasce perché io ho un problema con l'estate, nel senso che l'estate padovana per me è un momento difficile, per cui appena posso fuggo, vado verso luoghi freschi, fuggo dalle zanzare, dall'afa, e negli anni ho, come dire, maturato il piacere di recarmi nella bella stagione nelle terre alte, e infatti questo disco che ho fatto si chiama Nettare dell'estate e raccoglie proprio molte delle impressioni che sono nate da questi viaggi che io faccio durante l'estate. E a proposito di viaggi, intanto tra poco vedremo anche un videoclip autoprodotto, quindi devo dire anche molto più vero in questo. A proposito di viaggi, c'è stato anche un viaggio oltreoceano negli Stati Uniti? Beh, sì, a febbraio sono stato a San Francisco con Andrea Pennacchi per uno spettacolo di teatro, diciamo. Ed è stato bello perché io sono cresciuto, come potete vedere dal mio strumento, con il mito dei folk singer americani, da Bob Dylan, Joni Mitchell, Crosby, Stills and Nash, Neil Young. Essere qui in quei luoghi è stato magico. E una cosa particolare è che io quando vado a Milano, ad esempio a Torino, mi sento sempre un po' spaesato, no? C'è questa cosa da provinciale, e invece lì in California mi sembrava di essere a casa come se non avessi fatto altro tutta la vita, tanto era la familiarità con quelle atmosfere, quei luoghi, quella luce che c'è lì. E a proposito di atmosfere e luoghi, vediamo appunto il videoclip che racconta lo spirito, una parte dello spirito di Nettare dell'estate. E questa la canterò al cuculo al far del tè, col fumo del mio fiato il sole farà diamanti, intanto gusto l'attesa di ritornare con lei al passo che aspro conduce al ripiano del Mondeval in un giorno dorato. La primavera è distesa, tra le ultime nevi riposa, respirano i pini e si sente fin giù in paese che perfino le travi di casa ti sembran vive. Sveglio già prima dell'alba per prepararle il caffè, penserò alla ghiandaia nel nido ad attendere un altro giorno dorato.
decaedri prima di scivolare in un sonno dorato. Giorgio Gobbo non solo musicista, a questo punto anche regista, nel senso che devo dire assolutamente gradevole. Beh, non ho fatto altro che mettere insieme pezzi di concerti che la gente riprende col telefonino. Quindi a testimonianza di avere dei fan. Molti amici, sì. Ho questa fortuna di avere molti amici. Questo era un po' il manifesto programmatico del disco. Leggo dalle note di produzione: ho ricercato il silenzio, ma i grandi spazi aperti sono pieni di voci. Quali? Non si fanno sentire subito. A me capita quando salgo dalla pianura di camminare a volte per ore e continuare ad avere il ronzio, no, della città nelle orecchie. Ma se cammini, se ti stanchi, se sudi, dopo un po' cominci a sentire la presenza degli animali nel bosco, il rumore di fondo diminuisce, per cui magari emerge anche il dialogo interiore che noi abbiamo con noi stessi o con il ricordo, il pensiero delle persone care. Come dire, cala la confusione ed emergono le voci. Ultima battuta, però dedicata a una canzone che secondo me è straordinaria già nel progetto musicale, che è una canzone dedicata a Rovolon. Devo dire, piccolo comune, insomma, spero che nessuno si offenda, insomma, della provincia padovana. Beh, come dico sempre io, in realtà Rovolon... Dagli Stati Uniti a San Francisco, dove eravate? Certo, no. Da Berkeley a Rovolon il passo è breve, per certi versi. Dico sempre che il titolo della mia canzone non è il nome dell'omonimo paese dei Colli Euganei, ma è una parola che mescola le parole inglesi love e revolution, e viene fuori Rovolon, perché è un luogo immaginario. Ascoltiamo. Luogo immaginario dove una specie di isola felice, dove poter andare magari in un giorno di sole con la propria ragazza e dimenticare un po' di guai per un po'. Comprerei una moto rossa per portarti dove il sole non ha fretta e ci aspetta. Però soldi non ne ho, e se ti basterà prenderemo la corriera che va in collina a Rovolon, a Rovolon. Io ti porterei a Rovolon, distesi sopra un plate a Rovolon, lontano dal wifi. A Rovolon, per scordare i guai. E per sentire come va a finire bisogna... Sentire il disco. Allora, Nettare dell'estate, però, caro sindaco di Rovolon, qua scatta una cittadinanza onoraria. Non è per dire, ma anche una cassa de vin, va benissimo. Credo che questo rientra, insomma, nello spirito di alcuni cantautori veneti, insomma, riescono a dedicare delle canzoni a angoli sperduti del territorio. Credo sia un'opera encomiabile, fra l'altro, insomma, sulla falsariga di quanto succede appunto negli States. Poi noi magari non badiamo ai testi delle canzoni, ma in America grandi folk singer hanno dedicato grandi canzoni proprio ad angoli di territorio. Grazie a Giorgio Gobbo, cantautore. Questa è la copertina del suo primo CD da solista, Nettare dell'estate, di cui abbiamo parlato, e ricordiamo, se avete tempo e voglia andate a vedere il sito, il pellegrinaggio musicale in cui lui presenta le canzoni in luoghi ameni del Veneto, da frequentare. Grazie e complimenti. Alla prossima!
e anche buona Pasqua.